presenti qui con noi in sala Lucio Carraro, Federico Boin e Mario Chiozzo, che sono i rappresentanti veneti di Imprese che Resistono, un gruppo apartitico di imprenditori che si mettono in gioco ogni giorno, imprenditori di piccola, micro, grande, media impresa, e che lottano per cercare di cambiare la situazione, per darsi coraggio, per supportare anche chi si trova in momenti estremamente difficoltosi. Qui nel nord-est sappiamo che ce ne sono costantemente. E tra l'altro Imprese che Resistono lotta quotidianamente per difendere l'occupazione, è una voce critica delle nostre associazioni che le vuole scuotere, ma supporta anche Terraferma, che è uno spazio molto importante di ascolto, di supporto psicologico e per gli imprenditori naturalmente, e ci sono degli psicologi che da tutta Italia danno un loro aiuto, un loro contributo. Facciamo un applauso. La parola adesso ad Alessio Vianello, che è il portavoce di Verso Nord, un movimento nato nel luglio del 2010, che ha già nutrito moltissime adesioni, nato quindi 3 anni fa, è presente in Lombardia, in Piemonte, in Emilia Romagna, oltre che in Veneto anche in modo importante. E quello che vogliamo chiedere un po' ad Alessio Vianello è che tipo di azione vi porti e che intento vi porti ad unirvi, e se è il caso anche di unirvi a confermare il declino, e quali sono le prospettive che vi proponete, peraltro nel breve periodo, perché ci sarà fine novembre, che sarà anche un momento particolarmente significativo. Prego. Grazie, grazie in particolare al Movimento Fermare il Declino, all'organizzazione regionale. Io sono particolarmente lieto e onorato di rappresentare il Movimento Verso Nord in questa prima uscita regionale del movimento di Fermare il Declino. La nostra è una storia molto simile a quella di Fermare il Declino. Anche noi circa 3 anni fa abbiamo cominciato in maniera un po' carbonara a trovarci. Allora la politica non era il ground zero che è oggi, c'era ancora Berlusconi e Bossi in auge. Eravamo però convinti che poi da lì a poco il sistema della Seconda Repubblica sarebbe crollato, e infatti poi ci hanno dato ragione. Luglio 2010 lanciamo il manifesto, di lì a poco, esattamente come per fermare il declino, la richiesta che questo manifesto diventi organizzazione, e quindi nascita di circoli nel Veneto, in Piemonte, in Lombardia, fino anche in Emilia Romagna. Ci siamo messi quindi a fare in viaggio, a fare gli esploratori, indicando una direzione, la direzione nord. Convinti come siamo, eravamo allora, che la ricostruzione dalle macerie di questo paese lo possono fare solo chi si mette in viaggio, chi si mette in discussione e soprattutto chi ci mette la faccia, in discontinuità totale con i partiti. Chi di noi era iscritto a un partito si è dimesso e, come dire, abbiamo cercato di rappresentare non solo la protesta, certamente anche la protesta, ma mettendo a disposizione idee e competenze in quello che noi continuiamo a definire, quello è di essere la nostra principale caratteristica, è quella di un civismo, non civismo di governo, non un civismo di sola protesta. È 2 anni e mezzo che giriamo per l'Italia, oggi è una tappa particolarmente importante per noi perché incontriamo un ulteriore compagno di viaggio. Il nostro manifesto in realtà non lo ricordo perché è del tutto simile a quello di Fermare il Declino. Ricordo solo il primo punto, lo stato leggero, perché poi da questo stato leggero, che era il nostro slogan iniziale, ha dato origine poi a un disegno di legge che naturalmente ammuffisce in qualche scaffale del Senato, che è a firma del senatore Fistarol, che è qui con noi, che abbiamo denominato Tagliamo i rami secchi, dove c'è una lunga elencazione di iniziative assolutamente concrete che a nostro avviso potrebbero essere rapidamente fatte e che in realtà abbiamo poi ritrovato pari pari, in maniera molto dettagliata e molto competente nel manifesto di Fermare il Declino. Quindi un'iniziativa insieme di movimento ma anche di presenza nelle istituzioni. Ricordo anche per esempio un'iniziativa che ci sta particolarmente a cuore, che è stata ripresa anche da Alessandro De Nicola recentemente, cioè quella della costituzione dell'Agenzia delle Uscite oltre a quella delle Entrate, cioè di una trasformazione della Corte dei Conti in un organismo di severo controllo
degli scempi che ogni giorno si verificano, come ahimè la cronaca ci rappresenta ogni giorno, soprattutto negli enti locali. E abbiamo rivolto il nostro appello a quanti sanno e sentono che l'Italia, nonostante tutto, nonostante la crisi, nonostante le drammatiche notizie che ci arrivano ogni giorno dalle varie regioni di questi giorni, saprà reagire e ce la potrà fare. A quanti pensano che le elezioni del 2013 saranno molto simili a quelle del 48 e che però per ricostruire il paese dalle macerie bisogna partecipare e non delegare, e che però con altrettanta chiarezza, lo diciamo da 3 anni, anche quando i rappresentanti della Seconda Repubblica erano ancora in auge, la Seconda Repubblica, quella di Bossi e Berlusconi e quella di Prodi e Bertinotti, ha fallito sul piano politico prima ancora che su quello etico. E quindi lo vogliamo dire anche oggi, con Oscar, con Michele, non potranno essere i rappresentanti della Seconda Repubblica a ricostruire il paese dalle macerie in cui l'hanno ridotto. Da dire, cerco di dirla con velocità, ma davvero voglio sfruttare l'occasione di aver presenti Oscar e Michele insieme. Una direzione di marcia, il Nord, perché su questo poi ci sono state tante letture, i leghisti fanno il verso alla Lega. Il Nord è la terra dove conta il merito e non la raccomandazione, dove regna la concorrenza e non l'elusione sistematica delle regole, dove si pagano le tasse e chi non le tasse viene sanzionato, e dove c'è uno Stato leggero, dove i partiti si autofinanziano e si rinnovano come in tutto il resto del mondo. Questo è il nostro Nord, come dire, una terra promessa, un'Italia moderna che sappia stare in un'Europa federale, e lo voglio dire anche qui come provocazione, che in realtà non è tale, può essere un programma anche di governo in vista delle prossime europee. Ci sono i tempi tecnici fino al 2018 per costruire un nuovo trattato europeo che, a distanza di 100 anni dalla Grande Guerra, segni definitivamente il passaggio a un'Europa federale, che dia sostegno alla moneta unica e che proietti l'Italia in una dimensione che era quella dei padri fondatori che hanno voluto l'Europa. Penso che questo possa essere, lo è per il manifesto di Verso Nord, possa essere anche un traguardo fatto proprio nel programma di fermare il declino. Il sud dell'Italia ha bisogno di Nord, ha bisogno di regole, di efficienza, di buona amministrazione, di controlli e di sanzioni. E tutta l'Italia ha bisogno di andare verso Nord, verso un blocco europeo che consenta anche all'Italia di stare nella competizione globale. Questo è il nostro Nord direzionale. Ma c'è anche un Nord del territorio, oggi ne parliamo perché di questo parliamo oggi con Oscar e Michele. Noi pensiamo che fermare il declino e Verso Nord abbiano la forza oggi, queste sale che vengono sempre riempite, siamo alla quinta, credo, ogni volta che ci sono i rappresentanti di fermare il declino, sono un fatto di cui i commentatori a cui dovrebbero fare molta più attenzione, possono oggi rappresentare un protagonismo politico del Nord che sani questa storica dicotomia tra, come dire, la forza economica delle nostre terre e il nanismo politico. Però è un protagonismo politico del Nord che deve corrispondere a una nuova offerta politica, perché dopo il fallimento della Lega occorre un'offerta politica di un Nord che si ispiri non alla paura, ma al coraggio. La Lega ha vissuto di localismo, di recinti, di difesa, la paura del mondo che ti entra in casa e che produce inquietudine. Su questo ha lavorato la Lega. Tutta sulla difensiva, la simbologia della difesa, l'intolleranza sociale, la secessione, la rivolta, prima i veneti, tutto in difesa, e quindi alimentando la paura comune ha creato consenso. Ora io penso, Oscar e Michele, che ci siano le condizioni per rovesciare lo schema. Cioè il globale deve rappresentare per queste terre un'opportunità. Noi già nei giorni oggi, noi vediamo oggi chi lavora e vive, come succede a me, vede aziende in crisi che prendono la valigia come
in passato ancora di più di prima e cercano mercati nuovi di sbocco. Questo è il Veneto, questo è il Nord-Est, cioè gente che pur soffrendo coglie la sfida della globalizzazione nonostante la crisi e affronta il mondo e la globalizzazione come un'opportunità, non come un timore che ci sia l'invasione delle nostre terre, del nemico. Questo è il Veneto che noi dobbiamo rappresentare oggi, il Veneto che ha sicuramente ancora voglia di fare, attaccamento alla comunità e al territorio, ma che storicamente ha le reti lunghe, è abituato a ragionare in termini internazionali, basta andare a Tessera tutti i giorni e lo si vede. Questo è il Nord che ha, lo dico, permettetemi da veneziano, un brand come Venezia internazionale, e quindi la nuova offerta politica che noi anche oggi penso speriamo di costruire deve essere rappresentante all'interno di uno schema nazionale di questa tensione positiva e coraggiosa del nostro Nord. Però dobbiamo farlo anche alzando una bandiera, Oscar, lo diciamo oggi perché le cronache ci portano drammaticamente anche a questa realtà, perché è vero che dopo l'approvazione del titolo quinto si è verificato un federalismo al contrario, cioè lo Stato tassava e le regioni spendevano, questo è quello che è successo. E quindi rispetto a quello che è successo, però, i fatti di questi giorni ci riportano a una drammatica realtà. Lo dico con le parole di Mario Bertolissi, molto autorevole, il primo firmatario del nostro manifesto di Verso Nord. Questa clausola di supremazia dello Stato sulle regioni annichilisce il principio di sussidiarietà e la possibilità che ciascuna collettività sul territorio possa decidere del suo destino. Stop, fine. Allora non è possibile che per colpa di un ladro come Fiorito si arrivi a cancellare completamente ogni, prospettiva di organizzazione federale dello Stato. Ce lo insegna Luca Ricolfi. Noi immaginiamo l'organizzazione federalista dello Stato come strumento per tagliare la spesa pubblica. Questo è quello su cui vorremmo sentire come Verso Nord il pensiero di Oscar Giannino e Michele Boldrini. E l'unica strada per noi è quella di tornare alla responsabilità. La responsabilità però che deve seguire tutta la filiera fiscale, cioè la responsabilità di chi paga le tasse, la responsabilità di chi le preleva, di chi le impone e soprattutto di chi le utilizza. Questo è il principio cardine di ogni struttura federalista dello Stato. E per farlo serve una nuova offerta politica. E concludo. Noi l'abbiamo annunciato in tempi non sospetti, era il luglio 2010, cioè un'era geologica fa, e che era ora il tempo i partiti non potevano e non erano capaci di rinnovarsi, serviva una nuova offerta politica per lanciare per l'ultima volta probabilmente, disperatamente, le riforme necessarie, l'ho ricordato bene prima, e dire parole di verità. Siamo nel declino assoluto, per tirarci fuori dobbiamo guardarci in faccia e dire le cose come stanno. I fatti ci hanno dato ragione, è crollato Berlusconi, l'ha seguito Bossi, il Partito Democratico si è dimostrato totalmente incapace di assumere un'iniziativa di modernizzazione dello Stato, il governo Monti ha svolto e svolge una funzione di supplenza, ma noi abbiamo sempre detto che Mario Monti è uno che va verso nord, su questi non ci sono dubbi. Ci ha ridato dignità in Europa, che Dio lo benedica, come ha detto Massimo Cacciari. Ma il Monti delle tasse e della retromarcia sull'articolo 18, il Monti che non taglia drasticamente la spesa pubblica, che non dismette il patrimonio pubblico, questo Monti inerte e omissivo ci preoccupa e non va verso nord, questo è il punto. È vero quello che noi diciamo da 3 anni, e cioè che non basta gridare Monti bis per salvare l'Italia, e che per salvare l'Italia urge, Oscar Michele, urge una nuova offerta politica, civica, nordista, aperta a movimenti, associazioni civiche da costruire con gli amici di Italia Futura, l'associazionismo cattolico, il terzo settore, tutti quelli che hanno a cuore il destino del proprio paese, perché che imponga a Monti o a chi sarà le riforme strutturali di cui il Paese ha bisogno e che porti definitivamente tutto il Paese verso nord. Grazie.